Siamo allo stabilimento Bagni Europa Idrofonia di Sottomarina con il professor Sergio Lavagnani nelle vesti di curatore, possiamo dire direttore artistico del Festival della Comunicazione, che si è appena concluso ieri sera con il concerto nella cattedrale, organizzato dalla diocesi di Chioggia e dalla società di San Paolo, e che per 15 giorni ha portato in città nomi molto importanti del dibattito nazionale e anche grandi spettacoli. Possiamo già passare una sorta di bilancio. Io mi posso chiamare soddisfatto, ma non soltanto per la mia impressione personale, perché tutto è filato bene, ma anche perché ho avuto riscontro nelle persone come ad esempio la suora Cristina Beffa delle Pauline, oppure il padre Ampelio dei Paolini, che loro dalla nascita del Festival della Comunicazione hanno passato varie esperienze in 14 altre città, 13 altre città, la nostra è la 14ª, e loro stesso erano entusiasti, dicevano che era veramente stato un festival coinvolto, perché non è andato a buca nessuno di questi. Oltretutto diciamo è stato senz'altro il festival più allungato di tutti, perché di solito al massimo erano 10 giorni, invece in questa occasione ne abbiamo fatto addirittura 17, e questo con 2 giorni molto basta, lunedì e giovedì. C'era sempre qualcosa, insomma. C'era sempre qualcosa di qualche giorno, come ad esempio la domenica 26, è stato un affollamento in auditori, in piazza, eccetera, proprio una città in festa e impegnata. È stata un'iniziativa anche in grado di aggregare altre esperienze che hanno scelto di convogliare sul Festival della Comunicazione, penso per l'udienza dell'anno, penso a Chioggia Incontri. Sì, noi abbiamo proprio fatto questa idea, siccome la comunicazione è una parola abbastanza generica e comprende tutto, almeno 5 vie, diciamo così, della comunicazione, la conoscenza, il linguaggio, la solidarietà, la bellezza, allora noi abbiamo cercato di valorizzare tutte le eccellenze che abbiamo, tutte le informazioni che avevamo, tutte le eccellenze, e lo abbiamo fatto in vari modi, in vari metodi. Ad esempio abbiamo colto la voce delle udienze dell'anno, che sono veramente personaggi che portano buone notizie nella nostra città, ma in forma eccezionale abbiamo pensato di premiare, di riconoscere almeno una quindicina di realtà, persone, soprattutto istituzioni che o celebravano il loro 40° 10° anniversario o che si erano veramente imposti per un servizio alla città non da poco. E questa è stata una valvola in più, ma anche eccellenze così vere e proprie della comunicazione. Abbiamo fatto lo spettacolo Arena Artis, il Rosso Bruma, la zona Rosso Bruma di Giorgio Bidì, ma soprattutto con questo converso folk che canta canzoni in dialetto, che era uno spettacolo, secondo me, unendo danza, letture, musica, proprio tutto insieme, che è stato veramente uno spettacolo molto gradito, e in quell'occasione abbiamo proprio riempito tutti i piedi di auditorium, è stato veramente uno dei punti di forza del nostro, quindi ci sono giocati veramente anche importanti dibattiti che hanno approfondito il tema della comunicazione. È vero, dobbiamo stare attenti, era anche il discorso, sembrava banale parlare delle belle notizie, invece è risultato vincente, perché tutti questi personaggi che abbiamo citato, no, Paolo Ruffini, Giuseppe Giglietti, padre Enzo Fortunato, gente che ha un'immagine televisiva, e loro stessi hanno condiviso, non soltanto condiviso, ma apprezzato questa tensione, che è arrivato il punto di parlarne di più, di dare più spazio. Facciamo appunto la testimonianza che sempre o quasi sempre l'auditorium, che è stato il principale centro dei dibattiti, è andato quasi sempre esaurito. Anche gli incontri dedicati ai giornalisti per i crediti formativi, penso a quello con Gianluca Salvagni e con gli esponenti della comunicazione cattolica, si faceva fatica a trovare posto a sedere. Sì, è stata senz'altro un'opportunità. Io darò anche il personale, perché è giusto anche parlare. Mi hanno arruolato in fiducia e hanno detto che hanno fatto un buon investimento, ma per me è stato un investimento interessante, perché mi ha fatto conoscere persone veramente di un certo calibro, anche in modo ravvicinato. Io mi ricordo anche il discorso che ho fatto con il padre Rizzoli, il direttore di Famiglia Cristiana. Abbiamo fatto una pedicina vicino insieme, mi ha raccontato anche tutte le difficoltà, anche per esempio una cosa che parlando di